Ben ritrovati dalla redazione. Un malessere prolungato, la richiesta di aiuto ai familiari, una corsa disperata in ospedale con l'ambulanza e il salvataggio in extremis grazie all'intervento di un amico infermiere. Il tutto forse un segno del destino nel corso della settimana della rianimazione cardiopolmonare. È la storia a lieto fine accaduta a Fabrizio Mazzoccola, salvato grazie alle indicazioni fornite via telefono dal numero unico di emergenza regionale della Sores e dal contemporaneo intervento di una squadra del 118. Un istruttore di nuoto di 28 anni è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un atleta di 14 anni che allenava perché il fatto non sussiste. L'episodio contestato risale al 10 agosto del 2021 in un hotel di Roma, dove una squadra agonistica friulana era alloggiata in occasione dei campionati italiani di nuoto. La sera prima della gara l'allenatore aveva convocato in camera la giovane atleta, a suo dire, per rimproverarla poiché faceva confusione nei corridoi e non si impegnava negli allenamenti. La minorenne lo aveva invece accusato di molestie. Sul fronte della giustizia sportiva il giovane è stato sospeso per 1 anno e 4 mesi dalla Federazione Nuoto a fronte della richiesta di radiazione avanzata dalla Procura. La morsa incombente del gelo, una stufa accesa, le luci pure, l'inverno tangibile perciò constatabile, una stufa a differenza del gas incolore, inodore, che ieri ha messo a repentaglio la vita di un signore di 85 anni soccorso nella sua abitazione di via Santa Cecilia a Rivolto. Gas tossico, monossido di carbonio. A generarlo, secondo le prime ricostruzioni, una stufa a combustibile liquido di quelle prêt-à-porter di facile impiego, che avrebbe potuto prolungare l'episodio in tragedia. Invece è stato l'intervento di una figura esterna, un assistente domiciliare provvidenziale, a salvare l'uomo. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato circa 7,5 milioni di euro per riqualificare la baia di Grignano a Trieste, un progetto che in analogia con quanto fatto sul lungomare di Lignano Sabbiadoro prevede il mantenimento delle alberature e la realizzazione di un sistema che ne consenta lo sviluppo senza il rialzo e di una nuova pavimentazione utilizzando materiali di provenienza locale, non più asfalto e porfido ma pietra d'Istria e altri materiali nobili. Lo ha detto l'assessore alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante durante la presentazione dei lavori di ripristino del dissesto dell'area demaniale marittima statale e di riqualificazione del porticciolo di Grignano. Presente anche l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo coperto nuvoloso, fino al mattino possibili piogge in genere abbondanti tra Pordenonese e la fascia lagunare verso il Veneto, da deboli a moderate altrove. Nel pomeriggio le piogge cesseranno e saranno meno consistenti, sulla costa Bora moderata, con raffiche anche sostenute in serata sul Carso e a Trieste. Temperature minime in pianura fra 14 e 16, le massime fra 20 e 23 gradi, sulla costa minime fra 16 e 18, le massime fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.